27 giugno 1980, domani saranno passati 40 anni dalla strage di Ustica, 81 le vittime a bordo del DC-9 dell'Itavia. Non conosciamo i colpevoli, ma sappiamo cosa accadde quella notte, dice al TG1 il perito del processo penale, l'inviata Caterina Proietti. L'aeroplano è caduto perché ha perso quel pezzo d'ala. La chiama la verità ingegneristica il professor Carlo Casarosa, ex docente di meccanica del volo all'Università di Pisa. Nel 1990 entra nel collegio dei periti nominati dal giudice Priore. Deve stabilire cosa accadde davvero al DC-9 Itavia, precipitato 40 anni fa nel mare di Ustica con 81 persone a bordo. È lui che nell'hangar di Pratica di Mare mette insieme i 4.000 pezzi del relitto. Prendere in mano i vestiti della bambola, i vestiti di questi bambini che erano lì. Certamente c'era dei momenti anche di commozione, mi vedeva girare intorno al relitto dicendo ma parla. Nascosto dietro al DC-9 viaggiava il MiG-23 libico, caduto la stessa notte ma ritrovato 21 giorni dopo sulla Sila. È il MiG che, vistosi intercettato dai velivoli dell'Alleanza Atlantica, sorpassa l'aereo. Fa la virata, questa è la scia che lascia il MiG, il DC-9 ci si infila con l'ala e si rompe questo pezzo di ala. Questa ricostruzione, come quella dell'abbattimento da parte di un missile contenuta in una sentenza civile, ha in comune lo stesso scenario. I cieli italiani quel 27 giugno 1980 erano rotte di guerra. In uno speciale Rai News ha ripulito l'audio del voice recorder, facendo emergere l'ultima frase del copilota che direbbe «Guarda cos'è». E allora quello che conta non è tanto quello che uno dice, ma è il tono con il quale uno lo dice. Qualunque cosa abbiano detto erano tranquilli. Dopo 40 anni di depistaggi, ipotesi di bombe, documenti scomparsi, c'è ancora un'inchiesta aperta. Sappiamo cosa è successo, ma non chi sono i responsabili di 81 morti. Emergenza plastica.